dimostrazione e vorremmo che andiamo a manifestare la loro presenza e la loro voglia di esserci, la loro rabbia, la loro indignazione. Abbiamo anche stampato dei chiamiamo pizzini perché non è... Parlo a nome del coordinamento spontaneo che si è creato in città per organizzare questa manifestazione. L'idea è nata spontaneamente, un giro di mail, messaggi, leggere il web, e nell'ultima settimana molti cittadini, soprattutto donne, si sono trovati con un entusiasmo che da anni davvero non vedevamo e non trovavamo nelle nostre riunioni, per organizzare questa manifestazione che abbiamo voluto il più spontanea possibile. Noi l'abbiamo voluto, noi donne, spontaneamente farlo anche qui a Mogliano, perché altrimenti la visibilità sarebbe stata solo e sempre nelle piazze più importanti. È importante che anche qui a Mogliano noi donne ci siamo, e vi prego che non sia una manifestazione isolata, fine a se stessa. Dobbiamo da oggi prenderci un impegno, dobbiamo dire no a questo degrado, lo facciamo per i nostri figli, per cui questa è una cultura e un degrado. Dobbiamo assolutamente dire no, a destra e a sinistra, perché assolutamente non può essere che chi è di destra condivida questa non etica. Veramente questa è una cultura che se ne va e dovremo veramente rimetterci e tirarci su le maniche in futuro per riprenderla. Grazie. Io ai miei nipoti dirò: c'era una volta un imperatore al quale avevano venduto dei vestiti. In realtà la stoffa non esisteva e l'imperatore girava nudo, attorniato dai cortigiani che gli dicevano quanto sei bello, finché un bambino disse il re è nudo. Noi oggi qui stiamo dicendo il re è nudo. Nella mia ultima busta paga c'è scritto 1051 euro. Non so nelle tariffe di Arcore a cosa corrisponda. Forse una palpatina? Quello è il mio attestato di dignità, il mio contributo al PIL, e quei segni meno sono le tasse che pago per contribuire a un bene che ricade su tutti. Non è Ruby il problema, è la corte del Maharaja che mi disgusta. Io pure uso il mio corpo, con le mie mani costruisco le tende per la protezione civile, e però sono invisibile anche se occupo la fabbrica. Ho spiegato che questo mio travestimento è contro Berlusconi e al fatto che viviamo tutti in un carnevale, non ce ne rendiamo conto. È una realtà ipocrita, quella che presentiamo ai nostri figli, alle nostre figlie, ai nostri ragazzi, agli adolescenti, perché tutti sono mercificati e non solo le donne. È una cosa bruttissima. Siamo tutti coinvolti, diamoci dentro e cerchiamo di farci valere. Evviva, le streghe sono tornate. Egregio Presidente del Consiglio, le scrivo per dirle che ho sbagliato. Credevo in questi 74 anni di aver costruito un altro paese, un paese che non ha paura della realtà, tanto da nascondersi nelle bugie o nella TV, un paese che non ruba ai vecchi per non dare ai giovani, un paese dove le donne vengono riconosciute per quello che sono, i pilastri e il sale della terra. Ho sbagliato e a differenza di lei mi prendo le mie responsabilità, mi dimetto da cittadina di questo suo paese. Probabilmente non ho lottato abbastanza, visto che le regole in cui credevo non valgono più nulla, e lei offende ogni giorno la mia intelligenza, pretendendo che creda a ogni menzogna perché lei è stato scelto dal popolo. Io sono il popolo e non l'ho mai scelta. Ma con la legge truffa lei si è preso i voti di tutti e si è eletto il suo di popolo. Se non ora quando? Se non qui dove? Se non io chi? Io sono qui non solo per me e per voi e per tutti quelli che hanno dignità, ma soprattutto per avere una risposta da dare a qualcuno che oggi è molto giovane, ma che fra qualche anno ci chiederà a tutti noi, a quelli di destra e a quelli di sinistra, ma dove eravate voi quando in Italia stava succedendo tutto questo? Questa è la risposta che dovremmo dare a loro. Eravamo qui, abbiamo cercato di fare qualcosa, perché se non avremo niente da dirgli,
ci condanneranno. Non sarà forse domani, non sarà fra un anno, forse fra un decennio, io spero presto, che riusciremo. Siamo qui per la ragazza marocchina sfigurata dal lancio di acido muriatico, che non è nipote di Mubarak, che nessuno ha intervistato, nessuno ha chiesto nelle discoteche o per gli spot pubblicitari, di cui nessuna consigliera regionale si occupa. Milano, agosto 2010. E perché il tasso di natività femminile italiano nel 2009, 49%, è il secondo dell'Unione Europea, inferiore solo a quello di Malta, ed una donna su 2 ha rinunciato a cercare lavoro, Istat 2010. Perché ai problemi delle madri lavoratrici il governo in carica ha risposto consigliando di usare le nonne. Italia 2020, programma di inclusione delle donne nel mercato del lavoro, 2010, documento firmato dalla ministra Carfagna e dal ministro Sacconi. Quando una donna va a fare un colloquio di lavoro, specie se è giovane, perché le chiedono sempre: hai figli? Vuoi avere figli? Perché questo? Perché non lo chiedono mai a un uomo? Questo ci discrimina anche nella ricerca del lavoro. Perché non detassano finalmente questi benedetti contributi? Perché un part-time non costa metà di un tempo a 8 ore, costa 3/4. Dobbiamo batterci anche per questo. Sento molta tristezza pensando alle strenue lotte che ho fatto negli anni 70 per i nostri diritti, e ancora più tristezza pensando ai successi che abbiamo avuto e che oggi il potere politico minaccia continuamente. Ho però un'autocritica da fare. Io, donna dei diritti delle donne, come ho educato i miei figli? Quanto ho continuato a lottare per un paese migliore, cioè per una politica migliore, una scuola migliore, un'informazione migliore, un sociale migliore. Forse avrei potuto fare di più e meglio, forse sono ancora in tempo. Forza donne italiane, fatevi sentire. Ecco, adesso vedo che ci siete. Oltre a leggervi sento fortemente che esiste seriamente un'altra cultura femminile. Parteciperò anche per dire ai cosiddetti maschietti che la cultura femminile si noterà sempre di più se cambiamo il modo di vedere le donne, partendo proprio dalla nostra cultura. Auguri a tutti. L'uomo vero è l'uomo che rispetta anche i no delle donne. Una donna non conta niente, anzi meno di niente, diceva mia madre contadina. Per uscire da quel niente ci sono state donne uccise, torturate, violentate ed anche forse inconsapevoli tutte quelle che hanno dovuto piangere. Ci sono state conquiste e passi avanti, ma ci siamo illuse di esserci assicurati il rispetto e il riconoscimento dovuto. Invece stiamo andando a ritroso. Oggi io sarò in piazza, ragazzi. Non ci serve un leader o una leader, perché tutti dobbiamo essere leader, e per essere leader dobbiamo far sì che la politica torni a parlare dei desideri della gente, il che significa tornare a parlare di lavoro, welfare, tempi delle città, tempi del lavoro e della cura, che la politica torni a ricoprire il ruolo di guida culturale. E per far ciò credo che occorra ancora una volta essere guida culturale per contrastare la volgarità e il degrado di questo momento che ormai dura da 20 anni e che ci umilia tutti e tutte, donne e uomini. Perché anche se 1 su 1000 alla fine guadagnano di più in una sera che una giovane ricercatrice precaria in un anno, la questione della mercificazione del corpo femminile c'è, sembra la cosa più vistosa, ma sull'oggi non sono d'accordo. Andrei in piazza a dire basta ai papponi potenti perché la goccia ha fatto traboccare il vaso, ma il vaso si è riempito non solo oggi. Ed ex giornalisti comprati per soldi, magari persi al gioco, che vendono il proprio mestiere e da inviati speciali diventano vecchi mezzani con i capelli tinti e però continuano a dirigere i telegiornali. Dunque, non solo corpi di ragazze, ma teste di uomini e carriere, e poi noi cittadini, elettori, spettatori, venduti, traditi per un piatto di lenticchie, e poi i grandi politici
che infilano la mezzana nel lestino perché così comanda sempre il capo, quello che paga e la mezzana fa la consigliera regionale. Sinceramente oggi piango e mi ribello soprattutto perché qualcuno ha comprato il mio paese, con me dentro. Io sono qui anche per riflettere insieme a tutti voi, perché sentendo queste cose terribili che abbiamo appena ascoltato, magari ognuno di noi dice sì ma io sono diverso, sì ma io non sono così, ma come può succedere tutto questo? Invece le cose accadono anche nelle famiglie normali, perché non c'è una sufficiente riflessione sulle fatiche, sui ruoli, sui compiti, ci sono tante paure, ci sono tante cose che non sono chiare a noi. Quindi io invito tutti a pensare come si può veramente cambiare dall'interno, cambiare nelle proprie famiglie, nei propri ruoli sociali, nelle situazioni quotidiane più semplici. Sostengo anch'io che ci vuole il coinvolgimento degli uomini in questo cammino e la presa di coscienza da parte di tutti che il rispetto per le donne non porta a una perdita di virilità e potere, che la partecipazione attiva ai ruoli tipici della donna può portare vantaggi. La paura di perdere qualcosa della propria dignità se si fanno i cosiddetti lavori femminili esiste ancora purtroppo. Spero che le cose cambino da domani, ma penso che sia difficile, per cui ci saranno sicuramente altri momenti. Grazie a tutti. Con le parole di Concita De Gregorio. Dove siete donne? Diciamo ora basta. Sono sicura, so con certezza che la maggior parte delle donne italiane non è in fila per il bunga bunga. Sono certa che la prostituzione consapevole sia la scelta, se scelta a queste condizioni si può chiamare, di una minima minoranza. E dunque alle altre, a tutte le altre donne che mi rivolgo, è il momento di rispondere forte. Dove siete, ragazze, madri, nonne, figlie, nipoti? Dove siete? Di destra o di sinistra che siate, povere o ricche, del nord o del sud, donne, figlie di un tempo che altre donne prima di voi hanno reso ricco di possibilità, uguale e libero, dove siete? È il momento di dire ora basta. Scusate. Non abbiamo invitato personalità, non avevamo ospiti. Volevamo che le persone, soprattutto le donne, portassero il loro contributo e partecipassero con la loro voce. Tant'è che abbiamo messo a disposizione, oltre ai cartelli, il microfono affinché tutte potessero parlare ed esprimere la propria idea. Così è successo, eravamo parecchi, sicuramente più di 200. È stata una bella festa ed era quello che noi volevamo, una festa spontanea e di piena partecipazione. Quindi grazie davvero a tutti quelli che sono venuti.